Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo subito dalla cronaca, una notizia che è arrivata poco fa, la vediamo sui giornali online. L'orsa JJ4 che ha ucciso il runner Papi, Andrea Papi, il TAR di Trento sospende l'ordinanza di abbattimento, è stato accolto il ricorso. È ovviamente una notizia importante perché a questo punto si blocca il dispositivo di abbattimento che era stato predisposto dal presidente della provincia di Trento. Ma sentiamo cosa ha detto sempre sull'orsa JJ4 il governatore della regione del Veneto Luca Zaia rispetto alla proposta del Trentino di trasferire in Veneto alcuni di questi plantigradi. Vediamo. Se la domanda è: volete voi gli orsi in Veneto o no? Non lascia a spiragli il presidente del Veneto Luca Zaia di fronte alla richiesta del WWF regionale di accogliere sul territorio alcuni orsi dal Trentino dopo l'attacco costato la vita al runner Andrea Papi. Eccessivamente concentrati in quella zona, secondo l'associazione animalista che ha invitato tutti a fare la propria parte. Per Zaia il caso in questione offre pochi margini di discussione e lo fa capire chiaramente. Si andava avanti un soggetto iperaggressivo, che è già la terza aggressione di questa femmina. Mi fermo lì, è giusto che il Presidente Fugatti metta a terra tutte le iniziative del caso e sta diventando un problema, sta diventando un grosso problema. Pensare di prendere orsi e portarli in Veneto, anche no. Il tema dell'alta concentrazione di orsi, la necessità di sfoltirne il numero, viene ripreso dal capo delegazione del soccorso alpino delle Dolomiti Bellunesi, Alex Barattin. Sicuramente ridurre il numero riduce di fatto la possibilità di incontrarli, quello potrebbe essere una cosa saggia. Frequentando l'ambiente montano e quindi poco antropizzato, sicuramente si può avere l'incontro con questi tipi di animali che vediamo ultimamente che si avvicinano anche al territorio antropizzato, vuol dire che sono veramente tanti e stanno aumentando in modo non gestito tanto bene. Sentiamo cosa ha detto il presidente Fugatti, il presidente della provincia di Trento, agli animalisti che hanno protestato contro il dispositivo dell'abbattimento. Vediamo cosa ha detto. Interesse da parte del mondo fuori da qui che ci vengono a dire: Presidente, non abbattete JJ4 perché abbiamo trovato un posto qua, abbiamo trovato un posto là. State sereni, ne abbiamo 70 da spostare. Portateci i nomi di dove li volete, abbattiamo questi 3 qua, poi ne abbiamo altri 70 da portarvi a tutti questi che fanno filosofia, che fanno cultura sulla gestione degli orsi. State tranquilli che offerta di orsi per i vostri territori disponibili ce n'è in abbondanza. Abbattuti questi ce n'è per il resto. Fatevi pure avanti, dico a coloro che ci chiedono di non abbattere JJ4. Allora, trasferimento degli orsi dal Trentino al Veneto è la proposta di Fugatti e poi ci sono le persone che vengono sgomberate, in questo caso dalla ex Telecom di Mestre, in diretta Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui proprio di fronte all'ex edificio Telecom in via Carducci a Mestre, dove ieri mattina alle prime ore un'operazione degli uomini della polizia locale del comune di Venezia ha proceduto ad un altro intervento in cui sono state sgomberate 4 persone, una di queste è stata anche espulsa. Tra l'altro appena anche passata un'altra pattuglia della polizia locale proprio qui in zona. Insieme a me c'è l'ex consigliere comunale, ex deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani, che conosce bene questa zona e se ne è anche occupato negli anni. Benvenuto Pellicani. Buongiorno, sì, questo è l'ennesimo episodio, l'ennesimo sgombero in un centro che ormai è caratterizzato da queste situazioni di scarsa sicurezza, di degrado. Ex Telecom, via Piave, via Carducci, sono tantissimi i luoghi dove avvengono operazioni
operazioni di polizia urbana, di repressione, di giusta operazione di sicurezza, ma la sicurezza non si ottiene solamente con operazioni di repressione, ma io credo che sia un mix di azioni che purtroppo non vengono sempre fatte per rivitalizzare il centro della città attraverso accordi con i commercianti, con le categorie, con la cittadinanza. Solo così si potrà ottenere una piena sicurezza, io credo in città, accanto ovviamente a queste operazioni doverose, cui ringrazio la polizia locale e le forze dell'ordine che sono sempre attive in questo campo. Ecco, tra l'altro ricordiamo che la parte del piano terra dell'edificio era stata murata e che le persone che sono state trovate all'interno, ad esempio nell'intervento di ieri mattina, sarebbero proprio salite attraverso alcune delle finestre, dunque andando ai piani alti. E tra l'altro anche poco fa lei ha visto proprio una persona che lo stava facendo. C'è sempre un via vai di persone che si notano vivendo in questa zona. Io credo che appunto però accanto a queste azioni di controllo, di repressione, bisogna agire su più piani, altrimenti non si farà un servizio alla cittadinanza e soprattutto alla città di Mestre, che sta vivendo un momento proprio di grande impoverimento, non solamente economico ma anche di vita quotidiana. Ecco, infatti alcune operazioni di rivitalizzazione il Comune le sta anche già mettendo in campo, come per esempio abbiamo sentito anche ieri la proposta dell'assessore comunale al commercio di organizzare una sorta di rambla spagnola in via Piave. Ringrazio Nicola Pellicani, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori in diretta da Mestre. Passiamo all'accoglienza dei migranti, o perlomeno a quella che dovrebbe essere un'accoglienza dei migranti qualora non ci fosse una situazione catastrofica come quella che stiamo registrando in questi giorni, migliaia di sbarchi in una settimana a Lampedusa, altri arrivi dalla frontiera della Slovenia. I comuni del Veneto stanno ricevendo richieste da parte delle prefetture. Vediamo come si sta muovendo il comune di Vicenza con la prefettura che lancia un bando da 1000 posti per 44 milioni di euro. Vediamo. L'emergenza sbarchi approda nel Vicentino. Scatta la ricerca di nuovi spazi per i richiedenti asilo. La prefettura lancia un appalto da 44 milioni di euro per trovare 1000 posti in tutta la provincia. Gli avvisi esplorativi sono stati pubblicati, il periodo è di 2 anni e le domande vanno presentate entro il 15 maggio. 800 posti per la microaccoglienza diffusa di richiedenti protezione internazionale in abitazioni singole e 200 posti in centri collettivi come piccoli alberghi per una capacità massima di 50 persone. I 1000 posti verranno poi via via attivati in base agli arrivi dei migranti, dando ossigeno a un sistema che da tempo va verso la saturazione. Da inizio anno a oggi in Italia sono sbarcati 32.321 migranti contro gli 8.432 dello stesso periodo dello scorso anno e del 2021. Per questo il governo oggi ha adottato lo stato di emergenza. Nel Vicentino i migranti inseriti nei centri di accoglienza straordinaria a fine marzo sarebbero 1135, di cui 678 richiedenti asilo e 457 profughi della guerra in Ucraina. E si continua a sentir dire da parte dei politici non bisogna farli partire, ma questo presupporrebbe che una volta partiti nessuno li vada a salvare. Partono perché sanno che ci sono le ONG. Sentiamo Beppe Caccia della SOS Mediterranea, che è una delle associazioni che è dedicata al salvataggio dei migranti, intervistato da Lorenzo Maier. L'ONG Mediterranean Saving Humans chiede che vengano cancellati i vincoli dell'accordo di Dublino, e cioè che ai migranti che arrivano in Italia sia data la possibilità della libera circolazione legale in tutti i paesi europei, senza dover attendere, come invece prevedono le normative vigenti, nei paesi di primo sbarco che venga valutata la domanda di protezione internazionale, in quanto, spiega il capo missione veneziano Beppe Caccia, passano mesi, in alcuni casi anche anni, prima di avere una risposta. Il decreto che dichiara lo stato di emergenza di fronte all'arrivo di migranti in Italia non è la soluzione. Anzi, questo gridare all'emergenza serve soltanto a nascondere i problemi reali, concreti e le possibilità che ci sarebbero di una loro soluzione. Intanto a monte,
se si prevedessero canali legali e sicuri di ingresso in Italia e in Europa, sarebbe drasticamente ridotto il numero delle persone costrette a rischiare la vita in mare. Per caccia ci vuole una rete di accoglienza diversa e diffusa. È tempo di rilanciare un sistema ordinario di accoglienza delle persone, un'accoglienza dignitosa, diffusa, con il coinvolgimento di tutti i comuni e degli enti del terzo settore. In questo modo sarebbe possibile dare una risposta a chi sbarca in Italia e soprattutto iniziare a ragionare sul serio di una ridistribuzione di queste persone in Europa. Andiamo in diretta adesso a Treviso da Christian Arboit perché è arrivata sentenza, il processo a carico del nomade Branco che sparò allo zio uccidendolo. A te la linea, Christian. Sì, buongiorno a tutti. Mi trovo all'esterno del Palazzo di Giustizia di Treviso con Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Pochi minuti fa la sentenza, il giudice d'assise, la Corte d'assise del Tribunale di Treviso si è espressa sul caso Đurđević, Branko Đurđević, condannato a 29 anni di reclusione per i fatti dell'8 febbraio 2021 in Borgo Capriolo, quando esplose un colpo con la sua pistola calibro 9.21 nei confronti dello zio Domenico Đurđević, che morì dopo diversi giorni di agonia. Qui in aula, qui all'esterno anche del Palazzo di Giustizia, diversi i parenti sia della vittima sia per l'appunto di Branko Đurđević, che ha assistito alla lettura della sentenza da parte del giudice collegiale. Qui con me gli avvocati, l'avvocata Alessandra Nava che ha assistito Branko Đurđević. Comincio con lei, avvocato. È soddisfatta di questa sentenza? Immagino di no, perché parliamo comunque di 29 anni. Certo, soddisfatta naturalmente no, questa è una vicenda nella quale peraltro non so chi possa ritenersi soddisfatto. Diciamo che rispetto alla richiesta del pubblico ministero che era dell'ergastolo, che si fondava anche pressoché essenzialmente sull'aggravante della premeditazione, io da questo punto di vista comunque non posso che rilevare che evidentemente l'attività che abbiamo svolto dal punto di vista difensivo è stata idonea per far comprendere alla Corte che non esisteva, insomma, questa è stata una vicenda che è nata per circostanze particolari che sono state sviluppate nel corso della lunga istruttoria. Poi per il resto naturalmente dovremmo leggere la sentenza, perché il conteggio viene fuori anche a seguito di una soluzione rispetto alle contestazioni sui tentati omicidi, quindi evidentemente dobbiamo ovviamente leggere e comprendere. Sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, naturalmente per noi non è sufficiente, quindi non è aver escluso l'ergastolo che ci possa lasciare soddisfatti. Quindi siete pronti al secondo grado di giudizio sostanzialmente? Quello certamente. Senta, avvocato, lei aveva sostenuto anche la tesi dell'eccesso di legittima difesa. Sì, avevamo sostenuto questa tesi perché appunto durante questa lunga istruttoria riteniamo di aver prodotto adeguata documentazione, adeguate prove testimoniali, anche documentali, in virtù delle quali riteniamo che si potesse ovviamente inquadrare questa ipotesi. La Corte d'Assise non è stata dello stesso avviso. Leggeremo naturalmente, partiremo anche da tutte le tesi difensive che non sono state condivise. Lei è riuscito a parlare con il suo assistito ora, cosa ha detto? Qual è stata la sua reazione? Ma guardi, ovviamente era dispiaciuto per tutta la vicenda, così come ha dichiarato anche davanti ai giudici. Lui era ovviamente consapevole che il rischio dell'ergastolo c'era, per cui sa, i 29 anni non è che da questo punto di vista lo abbiano lasciato soddisfatto. Era preparato e sapeva che comunque questa è una vicenda che difficilmente si sarebbe risolta in un verso o nell'altro in primo grado, per cui è pronto anche ad affrontare il giudizio d'appello.
Grazie Avvocato Francesco. Murgia rappresenta i familiari di Domenico Đurđević, quindi della vittima, la parte civile. Senta Avvocato, la domanda anche per lei è la stessa, immagino che la risposta sia diversa. È soddisfatto da questa pronuncia, che comunque sono 29 anni, ripetiamo, di reclusione? Io credo che il termine soddisfazione in un processo del genere non possa essere adeguato. Io credo che sono estremamente consapevole della accuratezza con cui questa vicenda è stata trattata, valutata e decisa. Credo che l'entità della pena dica moltissimo su quella che è stata la gravità del comportamento, l'entità del dolo che è stato adoperato in questa vicenda, e al di là del fatto che vi sia stata o non vi sia stata la prova compiuta della premeditazione, è evidente che un'entità di pena di questo genere testimonia l'assoluta considerazione della Corte d'Assise per l'estrema, enorme gravità di quanto è avvenuto. Quindi da questo punto di vista io posso dire che ritengo assolutamente di onorare la decisione della Corte d'Assise, che ha fotografato con estrema accuratezza e grande competenza questa vicenda. Ecco, per quanto riguarda i risarcimenti, cosa è stato stabilito? I risarcimenti sono stati genericamente rimessi alla valutazione del giudice civile con una serie provvisionali equilibrate secondo la prossimità del rapporto con il povero Đurđević, e in particolare per quelli che sono stati anche oggetto di un reato diretto, perché vi è stato anche un tentato omicidio nei confronti di alcune delle parti civili. Anche in questo caso questo ha incrementato la provvisionale. Posso dire che ritengo assolutamente equilibrata anche questa decisione. Quello che posso dire è che la Corte d'Assise ha dato una fotografia estremamente lucida della vicenda, perché se è vero che non ha ritenuto l'applicabilità dell'aggravante della premeditazione, ha però dato conto dell'estrema gravità del gesto e dell'assoluta impossibilità di non considerare questo gesto foriero di una pena molto molto pesante come quella applicata. Il motivo scatenante erano state di fatto le bambine, una figlia in particolare di Riccardo Đurđević, figlio di Domenico. Tra l'altro oggi Riccardo era presente in aula dopo un lungo periodo di detenzione. Ora le bambine, i minori coinvolti in tutta questa vicenda, dove sono, come stanno? I bambini sono sempre, per quanto riguarda i due più piccoli, affidati alla famiglia paterna, e per quanto riguarda l'altra è ancora con la madre naturale. Questa è una vicenda che dovrà trovare in sede civile una soluzione, perché è evidente che questa condizione generale non riguarda la paternità o la maternità, perché l'autore di questo delitto non è legato biologicamente ai bambini, ma l'ambiente familiare ne risulta fortemente compromesso. Queste sono valutazioni che però verranno fatte in sede di tribunale civile. Grazie Avvocato Francesco Murgia. Questa la situazione, quindi al momento con Simone Merlo vi restituisco la linea. Grazie molto a Christian Darboit, 29 anni, quindi a Branko Đurđević, per l'uccisione dello zio. C'è stata tensione in aula, la sua compagna ha detto a un certo punto, ha urlato: e adesso siete contenti di averlo rovinato per sempre? Passiamo alla condanna invece di un ex carabiniere, Dino Maglio, che operava a Padova e che era stato accusato di violenza sessuale. Condanna definitiva, vediamo. 3 anni e 6 mesi per la detenzione di materiale pedopornografico. È la condanna diventata definitiva per l'ex carabiniere Dino Maglio, che aveva prestato servizio nella caserma di Via Rismondo. Il 43enne sta scontando una condanna a 9 anni e 8 mesi nel carcere di Lecce per una serie di stupri, vittime conosciute in rete. La Cassazione ora ha bocciato il ricorso contro la condanna della Corte d'Appello, che già aveva ridotto la pena di circa 1 anno. In occasione di un'evasione dai domiciliari, infatti, i carabinieri avevano fatto scattare l'arresto e poi avevano perquisito l'abitazione, trovando nel computer del materiale pedopornografico alla base di quest'ultimo processo. La Guardia di Finanza ha controllato molti veicoli ai caselli autostradali. Si tratta delle Fiamme Gialle di Treviso, e hanno sequestrato una ingente quantità di gasolio di contrabbando. Vediamo.
Partenza da Lipsia, in Germania, destinazione la provincia di Napoli e di qui Malta. In mezzo il territorio del nord-est. Il tir con 24.000 litri di gasolio di contrabbando, al volante un autista romeno, dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Treviso, è stato individuato dai finanzieri del comando provinciale di Treviso durante un controllo al casello di Venezia Est. Il conducente, alla domanda sulla merce trasportata, l'origine e la destinazione del viaggio, ha detto di non conoscere che tipo di prodotto trasportasse e neppure il luogo esatto di consegna finale, esibendo soltanto una lettera che riportava l'indicazione del prodotto, un lubrificante, e i nomi delle società venditrice e acquirente. Ma lubrificante non era. Ad insospettire i finanziari il fatto che sulla base della documentazione per raggiungere la destinazione finale avrebbe dovuto percorrere circa 2.400 km per la sola tratta di andata, il che rendeva l'operazione commerciale del tutto illogica, sia per il tempo impiegato che per i costi, tenendo conto anche del valore della merce. La conferma che si trattasse invece di gasolio e dunque di un prodotto sottoposto ad accisa è giunta dalle analisi svolte dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Venezia. Servizio di Nicola Zanetti, dramma a Saccolongo, siamo nel Padovano, un 24enne ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con il suo scooter. Ad accorgersi dello scooter incastrato tra le ramaglie del fosso è stata una mamma che stava portando a scuola i figli. Quando la polizia locale del consorzio Padova Ovest è arrivata in via Boccalara a Saccolongo, ha fatto la drammatica scoperta. Adagiato nel fossato c'era il corpo senza vita di Yonut Florin Ionita. La vittima, identificata poco dopo, è un 24enne romeno residente poco lontano, già conosciuto dalle forze dell'ordine. L'incidente, con ogni probabilità, è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Il ragazzo, probabilmente, si è sentito male o forse ha sbandato nell'affrontare la curva a gomito. La pioggia e l'asfalto bagnato potrebbero averlo fatto uscire di strada. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dello schianto. In un primo momento si era ipotizzato che potesse essere stato investito, ma dai rilievi questa ipotesi è stata scartata. A terra nessun segno di frenata. Il giovane è uscito dalla casa di alcuni amici in tarda serata dicendo che andava a fare un giro, ma non è più tornato né da loro né dalla sua famiglia. L'incidente è avvenuto a pochi metri dall'abitazione che condivide con la madre, che solo 1 anno e mezzo fa aveva perso un'altra figlia in circostanze ancora poco chiare. Il pubblico ministero non ha disposto l'autopsia. La salma del giovane è stata riconsegnata alla famiglia, che ora dovrà decidere la data dei funerali. Servizio di Francesco Rattà, ieri vi abbiamo raccontato la storia di una donna che ha salvato il figlio a cui era andato di traverso del sushi, ha usato la manovra di Heimlich ed è riuscita ad evitare il peggio. E noi l'abbiamo intervistata, sentiamo. Una decisione da prendere in pochi secondi nel tentativo di salvare la vita al figlio, e Federica, che vive in provincia di Vicenza, ha fatto la scelta giusta, salvando la vita al suo bimbo di 11 anni, e oggi può ringraziare l'ULSS 4 e il medico che hanno organizzato quel corso di primo soccorso. Qualche giorno fa era in un ristorante giapponese, improvvisamente il ragazzo smette di respirare perché un'alga si era incastrata in gola e stringe forte il braccio della mamma, che capisce tutto. In 2 secondi ho capito cosa stava succedendo e così l'ho preso e ho fatto quello che mi hanno insegnato al corso, quindi l'ho girato, me lo sono messo vicino alla sua schiena, vicino alla mia pancia, e ho cominciato a fare la manovra che mi avevano insegnato. Parliamo della manovra di Heimlich imparata al mare a Jesolo durante un corso gratuito organizzato per i turisti. In quel momento non avevo paura, l'ho fatto proprio anche cercando di ricordare bene quello che mi avevano insegnato. E insomma dopo il terzo colpo che gli ho dato, il boccone insomma avvolto da questa alga, perché praticamente era questa alga che si era incastrata in gola, è uscito. Poi insomma il coraggio è venuto meno e mi sono seduta e non riuscivo più a alzarmi. Un corso professionale, anche se svolto in spiaggia, organizzato dall'ULSS 4 con grande lungimiranza. Tutti esperti del settore, e è durato circa 1 ora e mezza, 2. Abbiamo fatto anche molta pratica sui bambolotti, su dei manichini, in modo da rendere la cosa più veritiera possibile.
E così mamma Federica consiglia questo corso a tutti perché nell'emergenza può salvare una vita. Io lo consiglio alle mamme, ma non solo, lo consiglio ai papà e lo consiglio a tutti, perché ovviamente può sempre essere utile. Immediato il pensiero al medico dell'US4, che era stato istruttore al corso. L'ho ringraziato spiegando un attimino cosa era successo. È stato molto contento perché ovviamente contento perché essere utili penso che per un medico sia tanto. Ed è fondamentale la tempestività dell'intervento anche in caso di infarti, di arresti cardiaci. Un 68enne se l'è vista brutta a Casale sul Sile durante una passeggiata, ma per fortuna nelle vicinanze c'era chi l'ha soccorso con un defibrillatore. È notizia di stamattina, la notizia che ci ha riempito tutti di gioia, che il signore si è svegliato, sta bene, è cosciente e risponde. Il lieto fine che tutti i protagonisti di questa vicenda speravano di poter avere è arrivato in mattinata dai medici dell'unità coronarica del Cafoncello che hanno assistito il 68enne che lunedì di Pasquetta, mentre stava passeggiando lungo la Greenway, è stato colpito da arresto cardiaco. La telefonata alla centrale operativa del 118 arriva intorno alle 11:30. Dalle prime informazioni riferite dai presenti, l'uomo si trova a terra privo di sensi. Immediatamente vengono inviati sul posto i soccorsi, ma nel frattempo il caso vuole che proprio in quel momento, nello stesso tratto del percorso, passino un medico e un'infermiera che iniziano il massaggio cardiaco. Vengono poi a conoscenza della presenza di un defibrillatore nella chiesa di Casale, dalla parte opposta però del Sile rispetto a dove si trova il 68enne. Gli astanti con un gommone sono corsi a prendere il defibrillatore, lo hanno portato al medico che lo ha posizionato sul signore, ha dato un ritmo defibrillabile, ha fatto un'unica scarica e dopo quella scarica il cuore del signore ha ricominciato a battere. Quando i sanitari del SUEM arrivano sul posto, continuano le manovre, intubano l'uomo e lo trasportano all'ospedale di Treviso, dove questa mattina è arrivata la notizia che le sue condizioni sono in continuo miglioramento. Una vicenda che conferma l'importanza della diffusione dei defibrillatori di pubblico accesso nelle città e da questo punto di vista, sottolinea la dottoressa Ferramosca, Treviso è sempre più cardioprotetta. Ogni minuto di ritardo dal defibrillatore si perdono 10 probabilità su 100 di salvare una persona. E altrettanto importante è l'informazione e la preparazione dei cittadini sulle principali manovre di primo soccorso. Divulgare le manovre di massaggio cardiaco a tutta la popolazione, bambini, giovani, anziani. Servizio di Francesca Bozza, maltempo, vediamo titolo del Gazzettino, eccolo qua, nevica sulle montagne venete, caduti 40 centimetri, record a Misurina, ma imbiancate anche le località da Cortina all'Alpago. Ad Asiago sembra inverno e anche su Asiago e su quanto ha nevicato sul Bassanese, vediamo il servizio di Ferdinando Garavello. L'inverno non vuole proprio andare in pensione quest'anno e porta ancora una volta la proverbiale nevicata fuori stagione sull'altopiano dei 7 comuni, dove si è verificato un brusco abbassamento delle temperature che ha portato il limite delle nevicate fino a quota 800 metri. Nella prima parte della giornata i fiocchi erano scesi solamente sui rilievi, imbiancando il Verena, le Melette e l'Ortigare, le altre cime del comprensorio. Poi la colonnina di mercurio è precipitata, trasformando nuovamente i paesi in una cartolina da fiaba, con qualche difficoltà per la viabilità e per chi era per strada nel tardo pomeriggio di giovedì. Da quelle parti la Dama Bianca ha molti nomi e le nevicate di questo periodo vengono chiamate Cucusnea o Lodosnea, ovvero le nevi del cuculo o dell'allodola, che annunciano entrambe la primavera. La neve è scesa copiosa anche su Cimagrappa, dove gli accumuli sono stati di almeno una decina di centimetri. Quel che la neve ha fatto sulle montagne del Vicentino, la pioggia ha replicato in pianura. Finalmente, dopo un avvio piuttosto deludente della perturbazione annunciata per questi giorni, le precipitazioni hanno superato i 20 mm a Bassano e dintorni, dando un po' di fiato a un territorio alle prese con una crisi idrica ormai drammatica. Poco rispetto agli 8 metri d'acqua che mancano nei pozzi, ma sufficienti per dare un segnale dopo settimane di siccità. Ora pianura e montagna devono fare i conti con temperature minime piuttosto inusuali per il periodo. Il termometro ha segnato 5 gradi a Bassano ed è andato sotto lo zero in Altipiano, dove la situazione potrebbe filare su questi binari per qualche altro giorno.
E torniamo all'orso JJ4 perché la notizia del giorno è che è stata sospesa l'ordinanza di abbattimento, è stato accolto il ricorso. E noi abbiamo seguito la vicenda sul nostro territorio e Sharon Di Carlo ha intervistato il sindaco di Asiago. Sentiamo Roberto Rigoni Ster, sentiamo. Credo che ipotizzare di trasferire parte degli orsi del Trentino sulle nostre montagne sia una scelta assolutamente inaccettabile che noi contrasteremo in tutti i modi. L'altopiano non accoglierà gli orsi del Trentino, o almeno si batterà per non farlo. È perentorio il sindaco di Asiago, Rigoni Stern, in risposta alla proposta del delegato veneto del WWF, Carmelo Motta, di trasferire alcuni esemplari di orso dal Trentino in Veneto. Per quanto riguarda la nostra montagna, l'orso non è ipotizzabile che possa essere reintrodotto. Abbiamo avuto qualche anno fa la presenza di un esemplare che girava sulle nostre montagne e ha creato moltissimi problemi, un unico esemplare. Abbiamo un sistema economico che è sorretto dalle malghe e quindi abbiamo capi di bovini, di ovini che vengono mandati alla monticazione e quindi si produce il formaggio di malga. Abbiamo appunto gli allevatori che trasferiscono le loro aziende sulla nostra montagna. Un altopiano che allontana quindi l'ipotesi di nuovi orsi nei boschi delle sue montagne, una consapevolezza che arriva dopo un'altra emergenza che sta vivendo il territorio, quella dei lupi. Stiamo vivendo in questo momento delle problematiche gravi che derivano dalla non corretta gestione del lupo e lo stiamo vivendo nel nostro territorio con delle situazioni che stanno fortemente penalizzando i nostri operatori. Allora passiamo all'autonomia. Questa sera a Vicenza ci saranno Luca Zaia, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Sono 2000 giorni dal 22 ottobre del 2017 quando appunto ci fu il famoso referendum. Vediamo il servizio sull'autonomia di Lina Paronetto, la vigilia 2000 giorni autonomia. Tony. Ce l'avete? Non vi sento, non sento più nulla. 2000 giorni dalla celebrazione in Veneto del referendum per l'autonomia era il 18 ottobre del 2017, un processo che con l'alternarsi dei governi che si sono susseguiti da allora ha subito continue frenate e accelerazioni. Di contro l'autonomia è diventata nella sostanza un tema trasversale nel panorama politico, pur con differenti declinazioni. Rimane per la Lega e per il presidente del Veneto Luca Zaia l'obiettivo principe da centrare a breve. Si va avanti, domani infatti che sono 2000 giorni faremo un convegno col ministro Calderoli e il sindaco Rucco a Vicenza e un bilancio che possiamo dire è che è stato quello di avere oggi imposto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in finanziaria. Dall'altro sempre questo governo ha adottato il disegno di legge della legge di attuazione, verosimilmente nel giro di un anno dovremo pensare già di poter provvedere ad avere le prime materie delegate. Decisamente meno ottimista il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, secondo il quale la conta andrà ben oltre i 2000 giorni. Con il rischio che questa autonomia, che invece sarebbe un risultato importante da raggiungere, non venga realizzata. Vedremo che fine farà. Per quanto ci riguarda, come sostenuto in più di un'occasione, l'autonomia è un processo necessario, previsto dalla nostra Costituzione, che deve servire anche alla nostra regione. Per realizzarla bisognerebbe farla in maniera seria, partendo da alcune materie e escludendone altre come la scuola o la sanità, che invece rischierebbero di aumentare le differenze nel nostro Paese. Allora andiamo a Fusina, andiamo a Venezia perché ci sono problemi con l'inceneritore di Fusina, ci sono proteste che sono montate negli ultimi mesi e la protesta continua. Andiamo in diretta a Venezia da Filippo Fois. A te la linea, Filippo.
Sì, buongiorno da Venezia, siamo in compagnia di Mattia Donadella a nome dei comitati che si battono contro l'inceneritore di Fusina. Alle nostre spalle un ufficio della Regione Veneto dove avete consegnato che cosa? Abbiamo consegnato oltre 5.000 osservazioni che abbiamo in qualche maniera elaborato e fatto far proprio dai cittadini che hanno voluto partecipare alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di Eni Rewind, che propone un inceneritore per la gestione di quasi tutti i fanghi contaminati, sottolineiamo noi, del Veneto, i fanghi di depurazione. 5.000 sono tantissimi, 5.000 osservazioni. Quali sono le principali, quelle sui quali si gioca la partita, per così dire? Allora, ci sono tutta una serie di osservazioni molto tecniche sulle carenze documentali del progetto, ma la questione principale riguarda proprio gli impatti del progetto, e qui noi sottolineiamo l'assenza da parte di Eni Rewind di una valutazione specifica per quanto riguarda l'impatto dei PFAS che sono presenti nei fanghi, le sostanze perfluoroalchiliche di cui il Veneto diciamo è al centro dell'attenzione per l'inquinamento anche delle emissioni. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori questo inceneritore che cos'è? Praticamente che cosa confluirebbe in questo inceneritore a 2 passi dalla laguna di Venezia? Confluirebbero praticamente tutti i fanghi o quasi tutti i fanghi di depurazione dei depuratori del Veneto, che raccolgono le acque domestiche sì, ma anche le acque di molte industrie, di molte attività artigianali, e che sono pieni di inquinanti, non solo PFAS ma anche diossine, metalli e tante altre sostanze nocive, e che quindi non possono essere riciclati e recuperati in agricoltura. Giustamente non possono e non devono, ma non possono neanche essere bruciati, perché se noi li bruciamo queste sostanze finiscono comunque nell'aria e poi dall'aria nelle acque e nei suoli. Bene, ci sarà anche una grossa manifestazione il 27 maggio, se non erro chiaramente ne riparleremo nel corso dei nostri telegiornali. Per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois in diretta da Venezia. Andiamo in diretta da Vicenza, tutti i nostri inviati sono mobilitati e sguinzagliati su tutte le province. Qui si tratta di una importante esercitazione della protezione civile insieme a studenti, a pompieri e a volontari. Vediamo. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo all'interno del cortile dell'Istituto Professionale Montagna, come l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Buongiorno, salutiamo. Come mai siamo qui oggi? Siamo qui perché parte proprio da questa scuola, da questo istituto, il progetto Scuole Sicure. È un progetto che riprende dopo il Covid e serve per riuscire a insegnare ai ragazzi come comportarsi nei momenti di emergenza, che scongiuriamo non succedano mai, però se dovesse succedere. Ecco, come si è svolta questa giornata? La prima, tra l'altro, in Veneto, e poi torneranno anche nelle città, nelle altre della provincia. Sì, si è svolta simulando un incendio all'interno della scuola. I ragazzi poi sono stati fatti evacuare, poi c'è stato l'arrivo dei soccorritori con la simulazione del soccorso di un infortunato, e quindi i ragazzi hanno potuto vedere come funziona il sistema della protezione civile in Italia, con divise di colori diversi, con specializzazioni diverse. C'erano i sanitari, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, le forze dell'ordine, ognuno col suo compito in maniera ordinata, e quindi hanno potuto vedere come funziona il sistema. Io spero che un domani qualche ragazzo di questi possa entrare nel mondo dei soccorsi per un ricambio che credo sia assolutamente doveroso, e poi spero che diventino anche testimonial con i loro amici e anche con i loro genitori nel divulgare quello che hanno visto e imparato oggi. Ecco, senta Assessore, lei ha anche parlato di eccellenza, giustamente come orgoglio, no? Eccellenza veneta, perché i numeri sono importanti. Al momento insomma 25.000 diceva sono i volontari in Veneto. Sì, sono 25.000, siamo la regione che ha il più alto numero di volontari di protezione civile rispetto al numero di abitanti, di gran lunga. Ci supera in assoluto di poco la Lombardia, ma al doppio di abitanti, e questo denota una cosa importantissima, che lo spirito di solidarietà che c'è in Veneto, lo dicono i numeri, non c'è in nessun'altra parte d'Italia, quindi è sicuramente un motivo di orgoglio. Ecco, come ha visto questi ragazzi stamattina? Abbiamo visto interessati, ma non è solo un momento per riempire una giornata diversa dalle aule scolastiche, veramente sembravano interessati. Ma sì, quando abbiamo fatto i vari interventi dei vari soccorritori, il mio, quello della dirigente scolastica, insomma io ho visto che c'era molta attenzione, l'ho tirata anche un po' lunga volutamente cercando di coinvolgerli, vedevo che c'era sempre il feedback, e quindi questo è positivo, vuol dire che i ragazzi sono interessati a capire meglio che cosa vuol dire rischio, che cosa vuol dire pericolo, che cosa vuol dire soccorso, e quindi questo è importante, perché sono cose che magari uno spera non capitino mai nella vita, ma quando ti capitano è importante averle acquisite prima. Senta, con questo poi è la prossima scuola in cui avete già organizzato? Ma abbiamo organizzato in tutti i comuni capoluogo
del Veneto a partire da oggi. Adesso le date non le ricordo a memoria, però saremo in tutti i comuni capoluogo in questa tornata primaverile e poi dopo nel proseguo vediamo di affrontare anche altre date in altre situazioni. Questa è proprio un'iniziativa dedicata alle scuole, poi ci sono tutta una serie di altre iniziative dedicate alle esercitazioni di tipo, diciamo così, convenzionale. Va bene, allora la ringraziamo e intanto allora la sirena è suonata, dobbiamo anche noi concludere il collegamento e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Daniele Garbini, all'assessore all'ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto Giampaolo Bottacin. Per 2 giorni gli ambulatori dei medici di base sono chiusi per una protesta dovuta alla carenza di camici bianchi e anche a problemi burocratici. Sono in sciopero i medici di 2 sigle, cioè SNAMI e SMI, vogliono un incontro con la Regione. Vediamo. 2 giorni di sciopero questa settimana, altrettanti la prossima, il 20 e 21 aprile, nel caso la Regione non convochi al tavolo SNAMI e SMI, le 2 sigle sindacali di medici di base che hanno proclamato la mobilitazione. Ambulatori chiusi e prestazioni garantite solo per pazienti terminali, oncologici e per i casi più gravi. La carenza dei camici bianchi e la troppa burocrazia che pesa nel quotidiano rapporto tra medici e pazienti, le 2 cause principali dell'agitazione. I medici si trovano sempre più sovraccaricati di pazienti, quindi con aumento sia del clinico e sia della burocrazia. Della burocrazia legata anche a nuovi carichi burocratici come piani terapeutici. Aspetti che, spiega il dottor Cauchi, allontanano dalla professione i medici più giovani. Sovraccaricati dal numero di pazienti, in cui hanno circa 1800 pazienti a testa, senza segretari, personale amministrativo e quant'altro. Sono costretti a lavorare da soli e si è visto che, giustamente dico io, entro 6 mesi 1 su 3 lascia, va a fare un altro lavoro. Un cambio generazionale che manca e che ha molteplici conseguenze. Perché una collega in gravidanza non riesce ad andare in maternità perché mancano i sostituti, non ci sono i medici di famiglia. Aumentano poi gli episodi di violenza non solo verbale ma anche fisica nei confronti dei medici di base, problematica denunciata dallo stesso sindacato. Mandando una PEC al prefetto chiedendo che si venga istituito un tavolo contro, appunto, per fare in modo di trovare una soluzione. I medici di SNAMI e SMI sono pronti a fare un passo indietro e a sospendere lo sciopero se la Regione, alla quale si sono rivolti anche in passato, ascolterà le loro ragioni. Mancata convocazione da parte nostra, dalla Regione, dopo molte mail inviate e richieste di invio, perché tra 20 giorni ci scade il nostro contratto regionale. Quindi ancora ad oggi nessuno di noi, nessuna organizzazione sindacale è stata convocata al tavolo. E si accelera, si sta accelerando per il Tribunale di Bassano del Grappa, il Tribunale della Pedemontana, atteso da tanti anni. C'è una cittadella giudiziaria già pronta che è costata 12 milioni e sta spianando la strada il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. E ha all'esame la possibile riapertura di sedi giudiziarie già soppresse, anche con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali. Parole chiare, quelle del Ministro alla Giustizia Carlo Nordio, che in Parlamento ha fatto il punto della situazione sulla riapertura di alcuni tribunali falciati dalla riforma di qualche anno fa. Parole che, pur senza citare apertamente il caso bassanese, spianano la strada alla riapertura del Palazzo di Giustizia cittadino nella sua evoluzione di Tribunale della Pedemontana. E non sono solo parole, visto che ci sono provvedimenti già approvati. Con la priorità del nostro intervento ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio del 2022, che oggi è nel documento di economia e finanze appena licenziato dal Consiglio dei Ministri. Da questo punto di vista, quindi, il progetto del Tribunale della Pedemontana è un pilota a livello nazionale e gli occhi della giustizia italiana sono puntati su Bassano. Ci sono dei centri che sono necessariamente e devono essere centri di eccellenza, chiamiamolo così, magistratuale, per ragioni di competenza, per ragioni di efficienza, ma in effetti
l'intenzione di questo Ministero, anche di questo Governo, è di riconsiderare tutta questa serie di riduzioni che sono state fatte. Il primo a rilanciare la notizia è stato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che plaude all'intervento del governo e ribadisce come queste novità entreranno nell'ordine del giorno dell'incontro sul Tribunale della Pedemontana in programma a Bassano il 5 maggio prossimo. E restiamo a Bassano del Grappa, dove c'è molta inquietudine tra i cittadini che non vogliono vedere cemento nell'area di San Lazzaro, ma non arrivano notizie, non ci sono certezze e quindi vogliono sapere cosa accadrà. Sentiamo cosa ci dice la nostra redazione. Che cosa sta succedendo nell'iter che potrebbe portare centinaia di migliaia di metri quadrati di capannoni, asfalto e cemento nell'ultimo lembo di campagna bassanese? Se lo chiedono i residenti e le persone che hanno a cuore quel fazzoletto di terra fra San Lazzaro, Rivabianca e Rambolina, che hanno assistito di recente a una serie di rinvii delle conferenze di servizi disposte sui vari percorsi tecnici. La prima seduta del progetto della ditta Brunello, ad esempio, è stato fissato all'inizio di maggio. Per la seconda seduta dei progetti Alban e MEB, invece, sono stati fissati nel calendario rispettivamente il 27 e il 28 aprile. Rinvii e cambiamenti che lasciano perplessi gli abitanti e gli ambientalisti, le associazioni di categoria che si sono già espresse sul futuro dell'area. Qualcuno parla di un meccanismo inceppato, altri sostengono invece che si tratti solo di tempi burocratici per la presentazione di progetti inattaccabili da parte delle aziende. Un periodo di logoramento non solo per chi vuole creare un nuovo polo, ma anche per chi questo polo non lo vuole veder sorgere nelle campagne di San Lazzaro. È più di un anno che siamo in attesa di conoscere il destino del futuro di queste terre e noi la pazienza non la finiremo mai perché difenderemo per sempre questi luoghi. Comunque vada a finire, i cittadini non hanno intenzione di mollare la presa e anzi rilanciano sul futuro di San Lazzaro. Se anche si dovessero interrompere le procedure tecniche in questa fase, andremo avanti a raccontare la bellezza di questi posti e far di tutto per tutelarli. C'è la questione, adesso passiamo alla politica, la frattura tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, quindi tra Italia Viva e Azione, il cosiddetto terzo polo che può avere delle conseguenze anche a livello locale. Vediamo cosa sta accadendo a Treviso. La lista si chiamerà Azione perché Azione rimane, si chiamerà Italia Viva perché rimane, si chiamerà Rocco Sindaco. Poi il terzo polo è un nome insomma che definiva una collocazione geografica per me inesistente. Noi invece occupiamo una collocazione politica intanto a Treviso che esiste e secondo me è molto grande. Usa già l'imperfetto Nicolò Rocco nel parlare di terzo polo. È da poco passato mezzogiorno quando lo scambio al vetriolo di giornata tra Matteo Renzi e Carlo Calenda ha già raggiunto il civico 76 di via Santa Bonavecchia, dove si inaugura la sede elettorale. Non una congiuntura politica fortunatissima, anche perché mancano poche ore alla chiusura delle liste, anzi della lista a sostenere il giovane candidato ce ne sarà una sola con entrambi i simboli. Rocco lo sa bene e si muove con equilibrio. Io sono grato a entrambi perché sulla mia candidatura c'è la firma di entrambi. Entrambi mi hanno dato la delega e quindi io sono orgoglioso che entrambi hanno messo la firma su un progetto per Treviso. Se ci sarà la rottura a Roma non ci sarà a Treviso? No, assolutamente. A Treviso devo dire che c'è un rapporto bellissimo, non solo tra i partiti sono fatti di persone. Questo gruppo è un gruppo meraviglioso di persone che stanno sudando per cambiare la loro città. Con Rocco restano i big locali che in parte cercano di sganciarsi dalle dinamiche delle segreterie nazionali. Le notizie che arrivano dal nazionale è evidente che noi non è che possiamo far finta di non conoscerle, però personalmente credo che i cittadini di Treviso abbiano imparato a conoscerci già in occasione delle politiche. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, lo abbiamo fatto con persone che sono radicate nel territorio e che quindi sono portatori di valori che ci appartengono. Non sono nella mente né di Calenda né di Renzi, sono troppo intelligenti per me, quindi io non riesco ora a mettermi nei loro panni e nella loro testa. E vedremo, certo la politica italiana ci abitua sempre a delle sorprese. Abbiamo visto che il segretario del PD doveva essere Bonaccini e poi ci siamo trovati la Schlein, quindi voglio dire le novità ci sono sempre per tutti.
In attesa del rendezvous finale, Rocco e i suoi intendono rimanere sui temi e lanciano la proposta di istituire le consulte dei quartieri. Il messaggio è quanto mai duplice. Io non sono a Roma, io sono a Treviso e mi sto confrontando giorno per giorno con le esigenze dei quartieri. Ancora a Treviso con la politica, Fabio Crea non sarà candidato nelle liste di Fratelli d'Italia, motivi personali e di lavoro, ha detto. Il coordinatore provinciale Montuori stronca ogni altra ricostruzione, così come il diretto interessato. Sentiamo. Non esiste nessun caso Crea, esiste il caso di un candidato che per ragioni di opportunità, vista la sua sopravvenuta ulteriore mancanza di disponibilità di tempo, decide di fare un passo indietro condiviso con il partito. Fabio Crea è un avvocato ormai molto in voga, ha di recente acquisito degli incarichi, di recentissimo ha acquisito 2 ulteriori nuovi incarichi molto importanti che lo porteranno molto spesso all'estero. Nessun giallo politico, nessuna congiura nelle segrete stanze. Quello di Fabio Crea sarebbe un passo indietro dettato da motivi di lavoro. Eppure di Crea si era parlato a lungo come di possibile vice sindaco meloniano in un'eventuale giunta Conte bis. Non avrebbe potuto fare vice sindaco e anche consigliere comunale. Comunque, se uno lo vuole fare bene in una città importante come Treviso, richiede un impegno importante, perché comunque se tu dovessi acquisire delle commissioni o altro, dovresti dedicare il tempo a studiare i documenti, a dedicare la documentazione, a incontrare i cittadini. Il diretto interessato da Torino, dove si trova ovviamente per lavoro, ribadisce la linea del coordinamento. Caso quindi chiuso, Montuori sgombra il campo da qualsiasi equivoco e interpretazione, come quella che ci possa essere stato un veto del sindaco uscente Mario Conte dopo le polemiche accese sulla sicurezza in città alcune settimane or sono, o addirittura del guardasigilli trevigiano Carlo Nordio. Carlo Nordio, che è un nostro eccellente rappresentante di governo, non si occupa della politica trevigiana e non mette veti, come non ha messo nessun veto Mario Conte, sapendo che non sarebbe stata da parte nostra una mera accettazione di quelle che sono le richieste di una persona che viene al di fuori del nostro partito Fratelli d'Italia, fa le sue liste, le fa in autonomia. Andiamo in diretta adesso a Padova da Federico Fusetti, perché il Partito Democratico ha presentato un piano per battere la siccità. Sentiamo i particolari, lo vedo insieme all'onorevole Andrea Martella. A te la linea, Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, sono col segretario regionale del PD Andrea Martella. Veneto a secco, il vostro slogan. Diciamo, stando anche sulla cronaca, che ieri ha piovuto, pioggia tra i 30 e i 100 millimetri, che però non è assolutamente servita, va anche detto questo, non è assolutamente servita a colmare un deficit che è veramente molto alto, specie in alcune parti della nostra regione. Ha anche nevicato dai 30 ai 50 centimetri, ma insomma siamo ben lontani da quello che servirebbe. E il vostro piano per combattere il Veneto a secco da dove parte? Beh, parte innanzitutto dal fatto che in maniera concreta bisogna combattere i cambiamenti climatici, e quella dell'emergenza idrica è una conseguenza dei cambiamenti climatici, della riduzione delle precipitazioni, dell'innalzamento delle temperature. E noi abbiamo voluto quindi indicare un modo concreto per intervenire su un fenomeno che non è di oggi e che purtroppo non si risolve se piove oggi. È un fenomeno che non colpisce, ma sta colpendo il nostro paese e la nostra regione, per il quale è necessario intervenire e farlo al più presto. Purtroppo il governo nazionale ha fatto un decreto sulla siccità, nominando un commissario che è Salvini, senza risorse e rischiando di solamente appesantire le procedure, e il governo regionale ha già un commissario che è Zaia dal 2021, ma purtroppo i risultati non si sono visti, e ultimamente è stata fatta un'ordinanza che contiene solo qualche buon intento ma nessuna misura concreta. E quindi, come Partito Democratico del Veneto, abbiamo voluto
intervenire su questi temi indicando delle azioni concrete, 10 di questa campagna, Veneto a secco, di cui faccio vedere il volantino, e con delle misure concrete che naturalmente vanno dalla procedura per le pulizie degli invasi all'attuazione del piano dei microinvasi, a realizzare un piano integrato di gestione delle acque, insomma una serie di interventi concreti che secondo noi potrebbero essere, proprio perché concreti, utili ad affrontare questa emergenza climatica e a combattere la siccità. Grazie al segretario del Partito Democratico Andrea Martella. Direttore, se non ci sono domande ci salutiamo. Grazie Federico, grazie molte. Il 20 maggio si correrà la Cansiglio Bike Day, che unisce la passione per la bicicletta, il turismo e la natura. Per gli organizzatori l'evento sarà il primo di una lunga serie per far scoprire le meraviglie del Cansiglio. Vediamo. Mettere insieme la passione per la bicicletta con un ambiente naturale come l'altopiano del Cansiglio, con una delle foreste più antiche del mondo. Nasce da qui Cansiglio Bike Day 2023, che il 20 maggio porterà gli appassionati delle due ruote alla scoperta di un territorio unico. Un progetto che coinvolge 2 regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia, 3 province, Treviso, Belluno e Pordenone, 4 invece le leggendarie salite, simbolicamente dedicate a grandi campioni del ciclismo, che per quella giornata saranno chiuse al traffico di auto e moto per lasciare spazio ai ciclisti. La salita tutta asfaltata di Vittorio Veneto Fregona, quella consigliata alle bici grave, lo mountain bike di Farra dal Pago, Malga Mezzomiglio e Campon. La terza, sempre asfaltata di Cane Vassarone, e l'ultima in gran parte su strade sterrate di Piancavallo. L'intento è quello poi di, a rotazione ogni anno, cercare soluzioni diverse, dalla possibilità di provare tutti i percorsi del Cansiglio. Un progetto che nasce dall'idea di un grande appassionato della bicicletta, il compianto Fabio Gazzabin. Gazzabin ha lanciato questa idea, noi l'abbiamo raccolta e abbiamo creato questo prodotto che fondamentalmente va a valorizzare quello che è un territorio straordinario, con una biodiversità fantastica, con una faggeta spettacolare, però lo valorizziamo non portando su moltissime auto, ma in un modo diverso, portando su le persone in bicicletta. A tenere a battesimo la prima edizione della Cansiglio Bike Day il campione di ciclismo Davide Cimolai, impegnato nell'avvicinare i più piccoli al mondo delle due ruote, ma nel suo immediato futuro c'è un altro traguardo, quello del Giro d'Italia, che lo vedrà impegnato in 2 tappe di casa, una proprio sul Cansiglio, l'altra per velocisti con arrivo a Caorle. 2 tappe differenti a livello personale, quella di Caorle motivato per provare a vincere, a portare a casa una tappa del Giro d'Italia che più volte mi è sfuggita negli anni, ho diversi podi, diversi piazzamenti, mentre Cansiglio da vivere soprattutto per il pubblico. Stiamo in tema di ambiente, riguarda questa volta la questione, il crollo che avvenne nel luglio del 2022, cioè l'anno scorso alla Marmolada, una spaventosa valanga di neve, detriti, sassi, rocce che purtroppo travolse degli escursionisti. Vediamo quali sono le conclusioni di questo studio. Il tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada è stato causato dall'aumento delle temperature. Questo emerge dallo studio di un team internazionale di ricercatori coordinati dal professor Aldino Bondesan dell'Università di Padova. Le cause di questo crollo sono da individuarsi prima di tutto nell'aumento delle temperature. È stato un aumento particolarmente elevato che ha interessato il ghiacciaio già a partire da maggio. Quindi noi abbiamo avuto per 2 mesi temperature che erano di oltre 3 gradi superiori alla media. Questo ha generato una grande quantità di acqua di fusione. Quest'acqua è penetrata dentro il ghiacciaio e è andata a costituire una sorta di serbatoio all'interno del grande crepaccio che poi corrisponde al punto in corrispondenza del quale abbiamo avuto il crollo. Il 3 luglio dello scorso anno, alle 13:43, si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, originando una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti.
Il ghiacciaio della Marmolada è oggetto di studio da decenni da parte dell'Università di Padova. Noi osserviamo negli ultimi 10 anni quasi un raddoppio dei fenomeni simili un po' in tutto il mondo. Oggi abbiamo più di 300 collassi all'anno che avvengono in varie parti del globo e altrove anche con effetti più catastrofici, per esempio in Canada. È chiaro che l'aumento di temperatura e la produzione di una maggiore quantità di acqua di fusione inevitabilmente rappresenta un incremento di quello che si chiama il rischio glaciologico. Le alte temperature hanno sciolto velocemente il ghiaccio infiltrato dall'acqua che ha fatto da cuscinetto con la montagna, favorendone il distacco. L'energia sismica rilasciata dall'evento è stata paragonabile a un terremoto di magnitudo pari a 0,6. Eventi simili si possono ripetere ma non sono prevedibili, va quindi sensibilizzata l'opinione pubblica. È anche difficile generalizzare e forse non è neanche pensabile interdire tutte le aree di alta quota in funzione del rischio che è aumentato. Forse quello che sarebbe necessario è una maggior consapevolezza da parte degli escursionisti e sicuramente un incremento negli studi e nei monitoraggi delle aree che sono visibili. Si è parlato molto del piccolo Enea, un neonato che era stato lasciato dalla mamma nella culla per la vita alla clinica Mangiagalli di Milano. Anche a Padova c'è un rifugio che consente ai genitori e alle mamme che non vogliono tenere un bambino di lasciarlo nel più totale anonimato, cosa da scongiurare, ma rispetto alla disperazione di certe donne non si può fare nulla, evidentemente. Vediamo. Tutto parte da questo pulsante. Premendolo, la culla della vita si apre e qui può essere lasciato un neonato di cui i genitori non riescono a occuparsi. Una sensibilità che la città ha maturato fin dal XIX secolo, ereditato dall'azienda ospedaliera che lo cura con amorevole professionalità. Viene attivata dall'esterno in assoluto anonimato, questo ovviamente è una cosa molto importante, per cui nel momento in cui viene aperta e viene deposto il bambino partono delle segnalazioni immediate, per cui il bambino viene preso dai neonatologi e viene portato, a seconda se sta bene, al nido oppure in neonatologia. È un progetto importante che nasce qui a Padova nel 2012 e che noi naturalmente teniamo manutentato in maniera che sia sempre pronto per poter essere appunto utilizzato. I neonati sono accuditi dal personale sanitario, sono le ostetriche a scegliere il nome, mentre il cognome è scelto dal comune. Nessun neonato è stato lasciato qui negli ultimi 3 anni. Dal 2012 c'è stato solo un caso. Tutelato dall'anonimato e garantito dalla legge anche il parto protetto in ospedale. Sono molte più le mamme che scelgono di lasciare poi il bambino in reparto. Sì, questa è una cosa che succede abbastanza frequentemente. Nel 2022 sono state 2 mamme e l'anno precedente abbiamo addirittura avuto 5 bambini che sono stati abbandonati dopo il parto nel nostro reparto. Bene, chiudiamo la prima parte di Focus TG, tra poco l'approfondimento con il Presidente del Consiglio Comunale di Treviso Giancarlo Iannicelli e l'Avvocato Alessandra Nava. Parliamo di migranti, degli arrivi in Veneto, di centinaia di migranti e dell'allarme nei comuni che non hanno possibilità di accoglierli. A tra poco, grazie. Allora, di nuovo in diretta con Focus TG, bentornati. Saluto e ringrazio i nostri ospiti, il Presidente del Consiglio Comunale di Treviso Giancarlo Iannicelli. Buongiorno. Buongiorno direttore. Buongiorno Presidente. A tutti, grazie dell'invito. Grazie molte. E l'Avvocato Alessandra Nava, che è coordinatrice di Italia Viva, scusi Avvocato, ed è anche candidata alle prossime amministrative del 14-15 maggio. Torniamo a parlare ancora una volta di migranti perché ne stanno arrivando tantissimi, c'è allerta nei comuni, i sindaci sono veramente
in una situazione molto complicata perché non hanno strutture in cui poterli accoglierli. I prefetti chiedono di trovarne di strutture e ci sono anche dei bandi per l'accoglienza. Presidente Iannicelli, allora a Treviso come si sta affrontando? Il prefetto ha già detto che ne stanno arrivando dai 20 ai 30 a settimana. La situazione è oggettiva, no? Il governo ha pensato bene di dichiarare lo stato di emergenza. Poi non è facile sistemare, fermo restando, perché se non si corre ai ripari in qualche modo, ed è difficile, io capisco che è difficile, se a casa mia o a casa dell'avvocato, a casa sua, c'è posto per 10 con tutta la solidarietà, ma se arrivano 100 persone io non riesco, se non mi danno un aiuto, e l'aiuto non può, se a Treviso serve un aiuto, chi glielo dà? Lo deve dare enti superiori, ma soprattutto l'Europa, perché noi ci troviamo come paese, ma è stato detto 1000 volte, siamo alla frontiera dell'Europa verso questo problema che è l'immigrazione. C'è grossi movimenti, è inutile che facciamo finta di niente, c'è una rivoluzione in Africa, ma non solo in Africa, in Oriente e quant'altro, poi si riversa sull'Africa per arrivare qui. Ma nei prossimi anni saranno milioni le persone che, spinti da problemi che sono da quelli climatici a quelli economici, che verranno, naturalmente cercheranno degli sfoghi, ma sta a noi riuscire a dare delle risposte, ma no in modo anche il buonismo è sempre perché se si deve poi accettare tutti e farli vivere come vivono in tanti posti, veramente in modo indegno, allora diamoci una regolata. L'Europa mi pare che continui a fare orecchie da mercante, e questo non va bene, perché noi da soli non riusciremo. Vedete cosa sta succedendo, vedete? Le vittime sono molte di più di quelle che dichiarano, perché barche partono, non vengono seguite all'inizio, si affondano, centinaia di persone, minorenni, donne e quant'altro. È un problema che bisogna affrontarlo in modo forte, e il dichiarare lo stato di emergenza è anche un modo per poter affrontare il problema con delle soluzioni un po' più operative, ma ripeto, c'è bisogno di tutti, nessuno si deve girare dall'altra parte. Ecco, Avvocato, ovviamente stato di emergenza, dice il governo, snellimento delle procedure, maggiore facilità nei rimpatri, ma in particolare il centrodestra continua a ripetere non devono partire, no? Non devono partire. Ma guardi, allora io prima di tutto vorrei evidenziare che c'è una contraddizione in termini in quello che ci dice il Presidente, e spiego perché il mio punto di vista. Ecco, se noi come governo dichiariamo lo stato di emergenza e quindi cosa facciamo? Riteniamo che il fenomeno in atto sia un fenomeno che richiede dei provvedimenti emergenziali. Nello stesso tempo ci ricorda, e su questo sono d'accordo con quanto detto, che purtroppo dobbiamo aspettarci per il futuro dei flussi sempre maggiori, che sono provocati da svariate questioni sulle quali adesso potremmo fare intere trasmissioni. Il dato oggettivo è che non possiamo pensare, nella situazione in cui ci troviamo adesso, che questo fenomeno potrà decrescere, non dico essere eliminato, ma almeno decrescere con questi provvedimenti che traggono poi origine da una situazione emergenziale. Bene, se così è di tutta evidenza che non possiamo pensare di andare avanti soltanto con provvedimenti emergenziali che trarrebbero il loro fondamento da una situazione provvisoria e transitoria, dalle parole stesse che abbiamo ascoltato, sulle quali convengo, giacché invece dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che questo fenomeno andrà ad accrescersi in futuro, e allora dobbiamo pensare a dei rimedi diversi. Neanche noi siamo d'accordo sul fatto che l'Italia, per le condizioni geografiche in cui si trova e che quindi all'evidenza è il primo approdo, possa accogliere tutti, ma nessuno dice una cosa del genere. Ma mi faccia soltanto esprimere anche un'ulteriore perplessità. Nel momento in cui oggi siamo tutti consapevoli del fatto che a fronte delle carenze in cui l'Italia si trova, denunciate a diversi livelli dal punto di vista della manodopera, eccetera,
E noi diamo il segnale per il quale richiediamo appunto un certo numero di extracomunitari che servono, così come anche nella nostra regione è stato più volte evidenziato. E quindi diamo un messaggio secondo il quale abbiamo necessità di gente che arrivi in Italia anche per queste ragioni lavorative. Ma sappiamo bene che in Italia vi è moltissima gente extracomunitaria già presente che svolge attività lavorativa in maniera irregolare, che non ha trovato ancora fino ad oggi e neanche negli ultimi provvedimenti governativi il modo per regolarizzarsi. E allora noi cosa facciamo? Da un lato diciamo che dobbiamo chiudere agli ingressi, dall'altro in maniera contraddittoria diciamo che abbiamo necessità di manodopera straniera, nello stesso tempo lasciamo che la manodopera straniera che è già presente in Italia e che avrebbe diritto in prima battuta di essere regolarizzata viene lasciata ancora oggi ai margini nella loro posizione di fantasmi. Quindi voglio dire, c'è un cortocircuito. A mio parere non sono queste quelle che stanno mettendo in atto in questo momento le politiche che possono aiutare il nostro Paese ad affrontare queste situazioni. È evidente che anche la Regione Veneto, la città di Treviso si trovi di fronte alla necessità poi di in qualche modo accogliere il numero di migranti che si vede arrivare e che sappiamo comunque bene che per lo più non sono delle persone che per così dire amano rimanere in Italia, siamo soltanto un paese di passaggio, ma la politica deve essere strutturale. Finché noi cerchiamo di porvi rimedio in maniera emergenziale non risolveremo mai il problema. Sì, però mi permetta di dire solo che la situazione è evidente sotto gli occhi di tutti, che ha avuto una spinta, un aumento esponenziale di persone che ormai veramente sono all'arrembaggio verso l'Italia. Poi i motivi, per carità, ma questo è stato di fatto. Quindi la dichiarazione di emergenza si permette, come ricordava il direttore, di bypassare certi passaggi, di velocizzare certi passaggi in qualche modo. Poi, sai, io le posso raccontare per Treviso, la situazione è talmente complicata che a Lappiani, sa bene lei dov'è, tutto, nei garage dormono circa, sta significando anche l'organizzazione ormai che c'è dietro anche a questi immigrati, nei sistemi 20 con grosso sforzo, il giorno dopo altri 20 si presentano, ma proprio nei numeri, questo che vuol dire? Che dietro c'è un'organizzazione che mettiamo in atto. Effettivamente è vero, noi permettendo queste irregolarità diamo da mangiare veramente a delle bande criminali, degli sfruttatori, anche nostri, lei sa benissimo che conosce, basta farsi un giro anche al sud dove la cosa è veramente tragica, come vengono sfruttati e come vengono tenuti, quindi anche noi abbiamo le nostre colpe e la cosa va regolata. Io penso che purtroppo con le nostre forze non si riuscirà a creare qualcosa di strutturale, se non bloccare in qualche modo e con i flussi già diciamo decisi, di quelli che abbiamo bisogno, già è una risposta. Chiaramente sono risposte che risolvono in parte il problema dell'immigrazione, ripeto, dell'immigrazione da paesi più poveri è un problema che ci colpirà sempre di più nei prossimi anni per una serie di motivi che sono tanti. Purtroppo il mondo è fatto di persone che stanno bene e di persone che stanno sempre peggio e questo comporta dei movimenti forti, spesso spinti anche in malafede ora dalla Turchia, ora dalla Libia, quindi noi siamo sottoposti veramente a questo fuoco incrociato. Presidente, vediamo uno dei sindaci che stanno cercando di trovare delle soluzioni, il sindaco di Jesolo De Zotti. Sentiamo. Dopo gli ultimi nuovi sbarchi via mare, con l'arrivo in Italia di migliaia di profughi, Jesolo si prepara nuovamente ad aprire le porte dell'accoglienza, sebbene i posti a disposizione siano davvero pochi, annuncia il sindaco De Zotti. Da un punto di vista finanziario, quando c'è stata una richiesta, il comune di Jesolo, anche con le precedenti amministrazioni, ha sempre risposto positivamente, anche qui lo faremo ovviamente nei limiti del bilancio, però ci sono dei limiti oggettivi che è quelli della disponibilità di alloggi da parte dell'amministrazione.
Al momento tuttavia non sarebbe ancora arrivata alcuna disposizione da parte della prefettura. Al di là che in questo momento non ci sono arrivate richieste particolari dal signor prefetto. Di seguito alla spiegazione del perché i posti dell'accoglienza a Jesolo risulterebbero risicati. Siamo arrivati circa 1 anno e mezzo fa a una scelta, tra l'altro approvata con una norma di legge del precedente Parlamento, che ha vincolato l'uso della Croce Rossa di Jesolo a finalità puramente istituzionali della Croce Rossa. Quindi da quel momento non ci sono state possibilità di ospitare se non una piccola aliquota di rifugiati ucraini che nei mesi scorsi sono arrivati sul nostro territorio. Signora Maria Parisi, avvocato Nava, grandi vertici a Bruxelles e grandi strategie, però poi alla fine tutti concordano sul fatto che l'Europa fa poco o nulla, no? Si continua a chiedere il coinvolgimento degli altri paesi, ma l'Europa fa orecchie da mercante, come si usa dire. Guardi, no? Mi verrebbe da dire, senza alcuna naturalmente polemica evidente, che in Europa ci sono paesi in cui i muri sono stati innalzati, sono contrari alle redistribuzioni e ai noi sono proprio quei paesi che sono più vicini al nostro governo, per cui sa, andare a battere i pugni sul tavolo dell'Europa quando poi voglio dire, abbiamo anche questo tipo di resistenza da parte di chi non intende proprio collaborare, magari intende prendere anche i soldi che arrivano dall'Europa, però poi quelli proprio destinati anche alle politiche migratorie, dico non in generale, e poi però ecco, nel momento in cui c'è la redistribuzione si alzano queste barriere. Io vorrei anche dire che noi dobbiamo tenere presente anche del fenomeno nella realtà nella quale ci troviamo, e cioè per richiamare anche le problematiche legate alle condizioni di vita di queste persone, ritorniamo sempre nell'imbuto della irregolarità. Sappiamo tutti benissimo che nel momento in cui una persona, quando anche avesse un'attività lavorativa che le consentisse di avere un contratto di affitto, se tu sei tecnicamente un clandestino o un irregolare, non puoi stipulare un contratto di affitto. Ecco perché poi le situazioni di marginalità le troviamo anche diffuse, nonostante magari parte di quei soggetti potrebbero benissimo avere delle condizioni di vita pressoché normali, però nel momento in cui non hai il famoso foglio di carta che ti consente di accedere anche ai servizi e quindi dare anche dal punto di vista del decoro alla città che ti ospita una diversa rappresentazione, io credo che questo sia sempre causa anche delle nostre politiche migratorie che evidentemente non sono state efficaci. Adesso c'è sì la situazione emergenziale, mi pare che si richiami ancora quell'idea secondo la quale in questa maniera verrebbero favoriti i rimpatri. Io mi permetto di dire che quando ci sono stati i decreti di sicurezza e quando era ministro dell'interno Salvini, i rimpatri sono stati ai minimi rispetto agli anni precedenti. Quindi non è con i decreti emergenziali che puoi vincere un fenomeno così importante, e quindi io credo che soltanto mettendosi naturalmente al tavolo anche e soprattutto in Europa, chiedendo le garanzie che l'Europa deve dare all'Italia, che è in prima linea naturalmente a dover gestire questo fenomeno, ma pretendendo anche la collaborazione di tutti coloro che in Europa ci stanno. Solo così, solo in maniera strutturale possiamo affrontare il problema. Avvocato, Presidente, prego, perché abbiamo poco tempo. Solo due cose. Intanto con il decreto Salvini ci fu il periodo in cui ci furono meno afflussi e meno morti soprattutto, e questo è un dato di fatto. Ma l'Europa non è di centrodestra, l'Europa ha del potere e può decidere tante cose, e non sono certi paesi che sono anche marginali, che applicano la politica legittimamente che vogliono applicare. Ma lei sa benissimo, l'Inghilterra non è più parte, ma la Francia, l'Austria, la Germania si è accolto tanta gente, ma si è scelta quelle persone che lei dice, cioè che hanno una certa professionalità, e quindi ha visto crescere anche la propria economia grazie
grazie a quegli afflussi, ma che erano, ripeto, sono afflussi scelti. Ma guardi la Francia che sembra che sia il paese più accogliente e non è certo uno di quei che alza i muri, ma no, alza i muri, alza le barriere, e la Spagna che mette le lame, sa che mette le lame, la gente si taglia le mani e che loro hanno un afflusso pure forte da Gibilterra, quindi voglio dire, l'Europa ha il potere di voler e chiedere di applicare certe misure, ha il potere e non lo fa, se ne lava le mani, e purtroppo quelli esposti siamo noi, siamo quelli esposti e quelli che riusciamo poi a far meno per una serie di prese di posizioni. Fino adesso è cambiato il governo, una volta c'era questa accogliamo tutti, ma accogliamo, è come accogli a casa tua una persona e poi la butti là, la fai morire di fame. E che accoglienza è? Un'accoglienza che non vale niente, tu accogli meno ma dagli una dignità, come ricordava lei, e questo è il percorso da fare, secondo me. Allora andiamo in pubblicità, pochi minuti e poi torniamo con Focus TG, a tra poco, grazie. Nuovo con Focus TG col Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli a Treviso, con la Lega, ovviamente candidato alle prossime amministrative, così come candidata l'avvocato Alessandra Nava, che è coordinatrice di Italia Viva. Diceva avvocato, cosa succede oggi a Treviso? Sì, ecco, noi incontreremo alle 17 sotto i palazzi del Biscione, nel quartiere appunto vicino San Paolo, tutti coloro che avranno piacere di fare quattro chiacchiere con me e con il nostro candidato sindaco Nicolò Rocco. Cercheremo di affrontare, di dare qualche indicazione rispetto alla situazione ormai possiamo dire anche drammatica della emergenza sia abitativa e quindi di tutte le questioni collegate alla gestione delle case popolari, purtroppo alla insufficienza numerica delle case popolari a fronte di domande sempre crescenti negli anni. Quindi aspettiamo coloro che avessero piacere di scambiare quattro parole con noi. Grazie all'avvocato Nava. Presidente, qui c'è stato lo scontro tra Mario Conte e Denardi ad Antenna 3 su Ring. Grandi ascolti, com'è quest'ultima parte della campagna elettorale? La difficoltà, parlavamo adesso fuori onda con l'avvocato, la difficoltà è che tra chi governa e chi non governa è che chi non governa le spara. Se poi, come in questo caso, è una persona completamente impreparata, e questo è il grave, non si può dare in mano eventualmente la guida di una città importante come quella di Treviso, una persona che è completamente impreparata, non ha fatto un giorno di consiglio comunale, non ha bene, perché lo dimostra, non sa il dibattito di ieri sera sull'impatto ambientale dell'aeroporto, che non c'era l'autorizzazione c'è da 2 anni, l'hanno dovuto dimostrare con il documento, per dire le spara lì, e questo pone il dibattito in estrema difficoltà, perché parli con una persona che non sa, e purtroppo il candidato della cosiddetta della sinistra è completamente impreparato. Secondo me è un candidato ovviamente che non sa creare nemmeno come dire legame, come dire contatto con l'elettore, ma questo sono affari suoi, lo vedremo poi dalle urne. Poi fortunatamente siamo in democrazia, questo si vedrà il 14, il 15, il 16 maggio. Vedete, ma non è una questione di posizione, c'è un candidato del terzo polo adesso di Italia Viva, Azione Futura, che è il candidato Rocco. Non voglio fare pubblicità, per carità, di Rocco, però ieri sera nel dibattito ha dimostrato, prendendo anche posizione contro in modo particolare con il Denardi, mi pare che sia il candidato, dicendo che non è così, prendendo posizione, perché questo è dettato da una lunga esperienza, perché dopo 10 anni si ha una lunga esperienza di consiglio comunale, e quindi si parla come dire con dati di fatto, se no si spara lì. E mi sembra che questo candidato della sinistra, ripeto, stia sparando a tutta forza a stupidaggini, una dietro l'altro, facendo gaffe pazzesche, poi correggendosi, poi dando la colpa ad altri, però poi la colpa è mia. È veramente non è un bel candidato, secondo me, poi per carità. Bene, grazie a Giancarlo Iannicelli, a Alessandra
Nava, entrambi candidati alle prossime amministrative. Ecco, mi fa a solo Treviso. aggiungere un breve, volo. dobbiamo chiudere. Il nostro candidato sindaco Nicolò Rocco non è contro nessuno, neanche ieri nel dibattito credo non si sia posto contro qualcuno. Abbia correttamente espresso qual è la nostra posizione, quindi a noi non interessa essere contro qualcuno, a noi interessa che la gente sappia come la pensiamo noi. Quindi credo che il nostro candidato in questo sia stato veramente molto esaustivo. E noi abbiamo una serie di fatti da presentare in 5 anni di buon governo. Abbiamo visto la città come si è trasformata, si parlava una città morta, noi abbiamo avuto pagine intere del Guardian, del New York Times, dei giornali tedeschi che, come dire, parlano di Treviso come la nuova meta turistica, proprio veramente con l'atmosfera che abbiamo saputo creare. Ecco, un'altra cosa che non mi piace del candidato della sinistra, che parla male della propria città, parla in termini che sono disdicevoli per uno che pretende di fare il sindaco, non si parla mai male della propria città. Dobbiamo chiudere, scusate, grazie a voi. Ai nostri ospiti, a Tony Esposito e a Italo Morao in regia con Mattia Pizzaia. Ci vediamo domani a mezzogiorno con Focus TG, stasera Focus alle 21:15. Buona giornata.